mente un paio di cose che ha detto signor Anselmi. Io chiedo a Nicolò Bozzao, che è il più giovane, almeno a questo confermiamo. Sembra. Le apparenze. Giorgio ci ha parlato della sua esperienza del movimento federalista. Ora ci parlerai adesso della militanza giovanile del movimento, la gioventù federalista, l'attività futura del movimento, lo slancio ideale per il quale il movimento vivrà nel futuro. Ecco, c'è un futuro sicuramente, abbiamo fatto un escurso storico anche con Della Vedova, si parte da lontano e si va lontano. Prego. Grazie Stefano. Allora, sì, io faccio parte della gioventù federalista, che è la dimensione giovanile, no, del movimento federalista, che come vedete anche dal cartello preso qui sotto, noi quest'anno compiamo 80 anni. La gioventù federalista è arrivata un po' dopo, nel 1951, ed è una realtà molto interessante, fa sempre parte del movimento, però si muove trasversalmente non solo dal punto di vista, diciamo, dell'attività con i partiti, quindi no, di parlare pluralmente il più possibile, ma anche dal punto di vista della tipologia di attività, che anche il movimento federalista, diciamo versione senior, fa, ma quella della gioventù ha forse un appeal particolare su certe cose. Noi cerchiamo di parlare alla società civile, alla cittadinanza, chiaramente dell'Europa, dal percorso storico al percorso storico delle istituzioni, cercando di spiegarle, cercando di raccontarle, di far capire anche il valore del pensiero federalista attraverso la necessità, il bisogno di questa missione, se vogliamo, federalista. Perché spesso la cittadinanza non conosce, non sa. E visto che si parlava, poi magari approfondiremo dopo, accennato Della Vedova, lo diceva anche Giorgio Anselmi, questa, diciamo, ondata sovranista che vediamo negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, il problema è che non porta le persone a essere disinformate, ma a essere male informate. Questo lo accennavo prima con Michele Scibelli fuori. E questa male informazione va curata, bisogna affrontarla. Perché bene o male, se vogliamo, Meloni, Salvini o altri sanno benissimo qual è la situazione in Europa, sanno benissimo che ormai il processo è avviato, quella è la direzione, a maggior ragione se loro vogliono valere, altrimenti si hanno veramente paura del Parlamento, non solo di quello italiano ma anche di quello europeo, nel momento in cui questo dovesse venire rafforzato. E allora questa mala informazione bisogna affrontarla, noi la affrontiamo attraverso dei dibattiti pubblici come questo, dei volantinaggi nelle università, gli sprizzi universitari, andare a parlare nelle scuole, cosa che Giorgio Anselmi fa da moltissimi anni. E questa è un'attività, è l'attività, se vogliamo, del movimento che forse si vede di più fuori. Ma io quando sono entrato mi ha colpito una cosa in particolare, che è una cosa secondo me che ci caratterizza, che è quella della formazione interna, che però è sempre aperta anche all'esterno, attraverso seminari che siano di sezione, che siano regionali o addirittura quello nazionale, il famoso seminario di Ventotè, no? Che si tiene nell'isola, che dal nome manifesta al quale ci ispiriamo. 2 settimane fa abbiamo concluso che a Venezia è una giornata di formazione tematica proprio sulle istituzioni e sul pensiero federalista, istituzioni europee, pensiero federalista. Quindi questo è quello che ci dà vita, questo è quello che ci dà moto, anche che aggrega e che ci permette di ragionare e forse anche disincantarci di fronte a molte balle che vengono raccontate. Ecco, questa è un po', diciamo, l'attività e soprattutto il ruolo della formazione alla quale tengo. Poi tutto questo chiaramente avviene, noi siamo sì fan dell'Europa, ma siamo felicemente, fieramente, convintamente eurocritici, cioè noi ci poniamo nei confronti dell'Europa con delle proposte rispetto ad altri. Noi abbiamo chiara qual è la direzione da affrontare e che Giorgio ha già cominciato ad accennare, perché quello che rappresenta il movimento federalista europeo è un pensiero politico, non si tratta solamente di buone pratiche, di proposta di riforme, eccetera. Infatti, in una battuta, anche se non è tanto una battuta, quando tra amici coetanei, non so, ci si chiede ma tu sei di destra, di sinistra, sei conservatore, liberale, progressista, io tutte le volte, ormai da quando ho conosciuto il movimento, più di 7 anni fa, io rispondo sono federalista. E questo vuol dire tutto, e in questo c'è tutta la differenza del mondo.
su raccontare che cos'è il federalismo, che trascende destra, sinistra, eccetera, e parla con tutti, perché ha chiara una sola cosa: portare l'Unione Europea attuale, quella pregressa e quella che sarà nel futuro, verso una determinata condizione che non può essere quella per il superamento del problema, della negazione che celano la dialettica tra gli Stati e nazioni. E lo vediamo. Cioè, quando noi parliamo, no, del motto dell'Unione Europea uniti nella diversità, ecco, il federalismo può permettere di esercitare queste diversità, queste differenze, senza che diventi una forma di autodeterminazione attraverso la sopraffazione dell'altro, che è però una caratteristica dello Stato-nazione, tra le varie. Quindi questa secondo me è un po' la visse, no, del movimento federalista, vista da un giovane, vista all'interno della gioventù federalista. E lo slancio dei prossimi mesi sarà chiaramente quello di fare di tutto per portare consapevolezza sia nella cittadinanza, ma soprattutto parlare alla parte politica, quindi parlare con i parlamentari, cercare di entrare in contatto col governo, proprio per l'impegno che vedrà il governo, soprattutto Meloni, al Consiglio europeo a dover ratificare per questa convenzione sulla riforma dei trattati. Adesso ogni fatalità, domani noi abbiamo una riunione a livello nazionale per dibattere delle future attività, e lì si vedrà come operare direttamente sul campo. Ma abbiamo concluso qualche mese fa un'attività bellissima, che era un'attività di volantinaggio nelle piazze, no? I sabati per l'Europa, ha avuto un grandissimo successo. Quindi questo è quello che facciamo, questo è quello che siamo. E aggiungo anche che io non, insomma, così anche personalmente non ho molta paura di come andrà, e soprattutto sulle sorti del movimento. Noi di fallimenti, se vogliamo, di sconfitte rispetto alla nostra battaglia ne abbiamo avute, ma non ci siamo mai scoraggiati e non ci scoraggiamo da 80 anni. Quindi ne continueremo ad andare avanti con il nostro ruolo, chissà che passi la convenzione sulla riforma o che non passi. Sicuramente la nostra battaglia andrà avanti a prescindere. Credo, spero di aver risposto, insomma. Poi volevo lasciare anche la parola alla Silvia Nalini, che anche lei ha delle domande da fare. Volevo chiedere però di Benedetto della Vedova, se ancora ci sente. È andato? Forse c'è ancora? Ecco, sì, c'è. Ci senti? Sì. Bene, volevo farti una domanda invece da Anselmi, da Giorgio Anselmi, perché il rapporto trasversale che il movimento federalista ha con i partiti. Allora, adesso ci sei tu, magari potrebbe esserci Salvini o la Meloni dall'altra parte a rispondere a questa domanda, ma lo sforzo di cui Bozzao ha parlato, soprattutto di questi giovani, di voler parlare in modo trasversale, è continua tradizione della parte anziana, se mi si vuol permettere questo termine, del movimento. Questa trasversalità fa bene. Adesso stiamo parlando con Della Vedova, l'onorevole Della Vedova è una parte dell'opposizione che comunque è a favore del federalismo, ma non è sempre facile così. Ecco, quindi una domanda che forse sarebbe bello mettere in contatto la parte federalista con la politica italiana. Lascio il microfono a Giorgio Anselmi per una domanda a Benedetto Della Vedova. Prego. Io vorrei rifarmi a quello che lei diceva prima. Ci siamo conosciuti anche a Ventotene da tanto tempo, insomma, è stato nostro ospite, anche la ricordo bene. Ma Draghi ha detto recentemente che sostanzialmente di fronte all'Europa stanno tre opzioni. La prima è un exit, modello inglese. Secondo è la difesa dello status quo. La prima, scusi? La prima è l'exit, modello inglese, starsene fuori, uscire, eccetera. La seconda è lo status quo, e ha aggiunto Draghi, quindi l'immobilismo. E la terza, naturalmente, è avanzare verso una maggiore integrazione per rispondere alle sfide, sia per quanto riguarda la politica estera e difesa, per quanto riguarda la politica europea, l'unione fiscale, la politica economica, eccetera. Io credo che la lezione di Brexit è stata una lezione così forte che oggi il rischio di uscita, lei ha citato prima Wilders e Rolanda, il rischio dell'uscita di un paese non esista più sul terreno, rebus sic stantibus. Quello che mi spaventa di più oggi è il rischio immobilismo. Immobilismo rispetto a un'epoca di una storia che il rischio che vedo oggi è il rischio dell'immobilismo, cioè che l'Unione Europea rimanga in questa condizione, no? Ermafrodito l'ha definito in passato Giuliano Amato, no? Le carne dei pesci, insomma, no?
cui è incapace di fare delle scelte, lei ha citato prima anche Trump, in momenti di cambiamenti così epocali che potrebbero disintegrarla, distruggerla, anche senza la volontà. Ecco, l'impressione che noi abbiamo delle classi politiche europee, no? Parliamo un po' più avanti, oggi, no? È quella che lei ha citato prima anche dei successi, la campagna vaccinale, il Next Generation, eccetera, che nelle classi politiche europee o nella classe politica europea ci sia una consapevolezza scarsa oggi dei rischi terribili che stiamo appunto correndo e che insomma il business as usual, no? Andiamo avanti così com'è, ogni giorno facciamo qualche piccola modifica, sì, insomma alla fine ce l'abbiamo fatta con i vaccini, ce l'abbiamo fatta con il SNRS, però unione fiscale non se ne parla, però esercito europeo l'è prima citato, insomma sì, fra 30 anni, fra 40 anni, no? Ecco, questo è il mio tema. Volevo sentire la sua percezione su questo, non solamente riguardo la politica italiana, però io ho l'impressione che questo attraversi insomma molto fortemente la gran parte delle classi politiche europee. No, anch'io temo che il rischio dei veti incrociati sia esattamente il rischio dell'immobilismo. Lei citava la Brexit, noi forse ci siamo anche un po' illusi che quello fosse il colpo definitivo all'anti-europeismo, no? Un grande paese come il Regno Unito esce con le promesse del tizio che adesso sta a fare il reality show in Gran Bretagna, di soldi per il sistema nazionale, per il sistema sanitario nazionale, take back control, e poi alla fine si sono accorti che non hanno ripreso nulla in mano, hanno ripreso le redini ma non c'era sotto il cavallo, cioè e nonostante questo non è stato un colpo definitivo. Io dico perché ci sono leader, a parte del gioco della democrazia, la democrazia funziona se ci sono le regole, se si rispettano tutte le regole scritte, ma anche se c'è un senso di responsabilità da parte dei leader. Ho citato un leader, ma potrei citare Salvini, che ha fatto tutta la campagna elettorale promettendo stracciati sulle pensioni, e ovviamente faceva più voti lui di noi che dicevamo quota 100 è stata una follia, bisogna andare nella direzione opposta. Dopodiché lui fa il contrario di quello che aveva promesso e fa ricordo a quelle che avevamo preso noi, ma questo anche sull'Europa è un continuo. Oggi Meloni ha continuato a dire delle fesserie anche sul resto. Il punto è che di fronte a dei leader piuttosto spregiudicati che cavalcano fake news, ma Trump è il campione mondiale, eppure sta in una democrazia con un Parlamento fortissimo, ma di fronte a questo io credo che la trasversalità dello spirito della vita, che non è una trasversalità di tutti, noi appunto quando avevamo fatto di Europa, l'idea era che la divisione politica, io lo dicevo la divisione politica era tra dentro l'Occidente e tra Europa come meta tema politico, perché poi ci sta dentro appunto il mercato, quindi la democrazia, lo Stato di diritto, la libertà, che quelli che volevano invece statarelli sovrani necessariamente poi verso una deriva non democratica. Per cui rispetto alla sua obiezione che è stata usata, noi dovremmo fare un fronte comune anche per le differenze politiche che ci sono tra coloro però che dicono che l'integrazione europea non può avere, questo lo dice sempre il Papolino, ma noi siamo in mezzo al quadro, o torniamo indietro, andiamo avanti, se no affrontiamo. Io credo che sia un'immagine molto attendita. Noi, insieme a voi che non avete una connotazione la connotazione politica che abbiamo noi, perché facciamo questo
dobbiamo ritrovare una compattezza sui punti che riguardano l'Unione Europea e come vediamo il futuro. Lo vediamo con un'Europa che per allargarsi approfondisce le proprie istituzioni. Poi io sono anche pronto a discutere, dico molto con lei, Enrico Letta, l'europeo che ha lanciato quest'idea dei cerchi concentrici, delle doppie velocità, con l'idea che alcuni paesi comincino a integrarsi di più, quindi non lasciare fuori gli altri, ma esattamente come si è fatto con l'euro, un'avanguardia che salta il posto e usando gli strumenti del trattato attuale, delle cooperazioni rafforzate, comincia a dare l'esempio integrando alcuni aspetti pensiamo anche alla sicurezza, volendo, perché altrimenti il rischio lo Stato. Il punto è che però lo Stato, questa è la mia, non ce lo possiamo permettere, perché tra 7-8 anni, se le cose vanno bene per noi europei e per loro ucraini, quando si arriverà a dover decidere operativamente il processo di ingresso dell'Ucraina, che è un paese grosso, se non avremo strutture adeguate, se non avremo fatto un salto di qualità, anche con la riduzione di qualità, rischieremo di avere un contraccolpo in termini di opinione pubblica, di disorientamento. Ecco, già questo dovrebbe essere un spazio verso una fase costituente vera. Ci riusciremo, poi alla fine credo che il destino, come sempre nelle democrazie che non sono mai perfette, anche quando funzionano bene, il ruolo decisivo ce l'avranno gli elettori, ce l'avremo noi nel trasferire l'Internet prima. Anche il nostro entusiasmo, comunque la nostra convinzione e la nostra visione agli elettori, e poi starà loro scegliere. Purtroppo, se per un attimo abbiamo sperato che la batosta di Farage e di quelli che hanno voluto la Brexit dal Regno Unito fosse sufficiente a tagliare le radici dei populisti, purtroppo dobbiamo prendere atto che non è così, perché siamo ancora in piena battaglia politica. Ti ringrazio, Benedetto. Determinare il destino dell'Europa, cioè dei suoi paesi e dei suoi cittadini. Io continuo a pensare, credo con voi, che il destino migliore sia un'Europa più forte. Benedetto, mi senti? L'interesse nazionale. Oggi chiudo, l'interesse nazionale italiano è in un'Europa più forte. Grazie Benedetto, sei. Bene. Grazie ancora. Sì, lo fate voi? Sì. Bene. E adesso veniamo alla dottoressa Chiellino. Adesso ci divertiamo un po' io e te, ok? Ravviviamo un po', va bene? Cosa dici? Certo. Allora, chi è Gabriella Chiellino? Una piccola introduzione. Tu nel 94 intanto sei stata la prima laureata in Italia in scienze ambientali all'Università di Ca' Foscari a Venezia e sei diventata poi successivamente anche docente in questa materia. E poi sei anche un'imprenditrice perché sei la fondatrice di E-Ambiente Group, che praticamente è una società di ingegneria e consulenza ambientale fondata da te, attiva in Italia e in Europa oramai da più di 20 anni, con sede a Marghera, in provincia di Venezia. E ascolta, volevo chiederti, Gabriella, per quanto riguarda le tematiche relative all'ambiente, un tema che è tanto più di questi giorni, dato che c'è anche quello che c'è a Dubai, il cambiamento climatico, sostenibilità, innovazione. Quanto è importante l'Unione Europea relativamente a questo tema, Gabriella, secondo te? Innanzitutto ringrazio dell'invito, perché sono in un ambiente che è non solito,
però molto, molto interessante quello che ho sentito fino adesso, quindi ringrazio perché ho preso degli appunti su le cose che ho sentito, nel senso che siamo in un momento in cui lavorare per un progetto comune è sicuramente uno degli obiettivi più importanti. Quello che avete parlato prima sono obiettivi di pace, obiettivi economici di unione. Io che mi occupo di temi ambientali e climatici che ci interessano tutti, anch'io aspiro a un'unione nella diversità dei paesi e delle politiche dei vari paesi, per cui penso che i progetti devono unire le persone e non dividerle, per cui anche il progetto climatico deve unire. E quello che stiamo vivendo in questi giorni alla COP a Dubai, io stamattina avevamo un evento, non sono andata fisicamente ma abbiamo gestito un evento proprio sulla disclosure del della CO2. Parlare di unità è fondamentale e vorrei aggiungere un nuovo, non so se è un neologismo che è stato coniato in italiano a Dubai, che forse sta vicino al federalismo, che è il multilateralismo, che è stato coniato in questo caso da Papa Francesco, che scrivendo la Fratelli Tutti forse è l'uomo più federale al mondo, perché l'ho vista presentare questa enciclica con tutti i capi religiosi del mondo, quindi molto laica e molto aperta a questa unione nella diversità ma per un progetto comune. E quindi penso che l'obiettivo anche tecnico nell'arrivare a prenderci cura anche della nostra Europa sia proprio rimanere uniti, ma rimanere uniti non solo in Europa ma dico a livello globale, tant'è che anche tutto quello che sta succedendo alla COP, quello che sta facendo l'ONU, io personalmente nelle decisioni vedo una decadenza di coraggio verso obiettivi molto importanti. Lo vediamo in altri ambiti di cui ovvio non sono un'esperta, ma lo stiamo vedendo anche nel rischio alla pace e anche in questa differenza che sta avvenendo tra la povertà e la ricchezza nei nostri territori. Quindi sicuramente l'Europa in questo ambito prettamente ambientale, tecnico, deve rimanere unita, e tanto ha fatto, perché l'Europa come scelte per il clima e per l'ambiente ha fatto delle direttive, posso dirvi, uniche al mondo in questa. Quindi purtroppo cosa sta succedendo? Che noi stiamo invecchiando, quindi l'Europa, quando io vado fuori Europa ci dicono sì, voi siete i più bravi ma state invecchiando, noi abbiamo ancora una fase di crescita anche a livello proprio di età, per cui lasciateci a noi adesso il tempo, tra virgolette, di divertirci nella crescita. Però grazie alla sapienza dell'Europa, quello che ha vissuto e che abbiamo sentito da uomini anche come lei, che ha avviato questi movimenti federalisti e che penso abbia dato uno stimolo ai giovani a lavorare su progetti che non sono progetti di potere. E se io devo parlare della politica, che a me piace tantissimo, ve lo dico, tanto, perché ogni cittadino ne fa parte, oggi io ho respirato non una fame di potere, ma una fame di riuscire ad arrivare a progetti che facciano bene a tutti e quindi a un'Unione Europea importante. Questo già per me è un salto di qualità della politica e di chi se ne occupa e fa le battaglie, i sabati pomeriggi, come li ho fatti io alla vostra età, che si andava in giro senza avere la necessità di farlo per un potere fine a se stesso, ma perché si credeva in alcuni valori. E io penso che il valore dell'Europa, che poi chi va a vedere come è stata fondata, ha un fondamento valoriale ed etico, solo le stelle che la rappresentano hanno una storia etica e importante, ecco, vuol dire che ci sono state persone che hanno riflettuto e che non hanno agito senza pensare, ma con una velocità adesso dei mezzi social che fanno talvolta delle decisioni semplicemente per fare una notizia che prenda più followers. Qui si tratta di fare una formazione, anche io la condivido nelle scuole di tutte le età,
proprio perché per raggiungere progetti importanti bisogna rimanere uniti, per cui anche il tema ambientale sicuramente deve unire, e il tema climatico non unisce solo l'Europa, ma sono tutti alla COP, una COP che proprio questa notte decideranno l'uscita, non so se si farà questo fondo sul clima. Ecco, ho tanti dubbi, però ecco, voglio portare un messaggio positivo, per carità. È una COP in cui ci sono dei paesi che discutono e già la discussione, mi insegnate, fa bene. Certo è che bisogna arrivare a un dunque di multilateralismo, uso questa parola coniata nuova, per un progetto comune che è prendersi cura che non sia alla base di qualsiasi decisione in tutti gli ambiti tecnici o di valori, insomma. Grazie molte Gabriella, sicuramente il tema che hai portato è fondamentale, quindi obiettivi comuni. Ne approfitto, ti ho qui, quindi colgo l'occasione. Essere una donna ed essere un'imprenditrice in Italia, in particolare in Veneto, ci aiuti a capire cosa può significare in un momento che pare essere particolarmente difficile per le donne? Io, guardate, ringrazio di essere nata nel nord-est, perché nel nord-est, posso dire, appena laureata mi sono divertita a girare, perché poi io lavoro nelle fabbriche, nelle industrie, quindi ho girato in un ambiente che, vabbè, non è che posso dire maschile, è ovvio che la metalmeccanica, l'edilizia, tutti i settori, la chimica, insomma, io parlavo con ingegneri maschi, con gli operai, anche per sapere come andava il processo, perché poi per ridurre l'impatto ambientale non bisogna fare solo strategie, bisogna anche andare a vedere cosa succede, no? La stessa Marghera, per capire gli ossidi di zolfo, insomma, entrare a me piace poi toccare i problemi, non solo vederli dall'alto, per capirli poi ci si alza, ma almeno li hai toccati. Quindi ovvio che sono nata e cresciuta professionalmente in un mondo prettamente, posso dirvi, maschile, perché il tecnico, però questa scorza che mi sono fatta, che mi è servita poi a costruire un'azienda e ad avere coraggio nella vita, anche di fronte a problemi e a situazioni un po' complicate, mi permette di dire che oggi lavorare, che vedo i gruppi misti, quando parlo 2 settimane fa, mi hanno invitato a parlare anche di quello che era successo a questa nostra Giulia, che ormai è diventata bene comune, si è laureata in ingegneria, per cui la cosa più bella è oggi poter condividere gruppi di progettazione misti, cioè nella mia azienda non esiste un team maschio, un team femmine, esiste un team integrato. Qual è il tema che dobbiamo vivere insieme? È un tema di problemi da entrambe le parti, maschile e femminile, perché noi donne, almeno mi si racconta, i miei genitori e la mia nonna, siamo portatrici di pace, di equilibrio, e quindi in questo equilibrio in cui noi abbiamo scoperto ci piace studiare, abbiamo scoperto ci piace lavorare, abbiamo scoperto qualche volta che fare i figli in una società che non ti aiuta a gestirli in un welfare poi ti impedisce di lavorare, di essere moglie, fidanzata, eccetera. Ci siamo trovati con tante difficoltà. Per venire fuori da queste difficoltà non si deve creare un muro, ma dobbiamo affrontarle insieme, anche in una città come Venezia, Mestre, che ha bisogno ancora di tanto welfare, per anche la questione della natalità. O si fa un passo indietro o si fa un passo in avanti insieme, quindi condividere un mondo che si sta evolvendo, dove noi nell'Occidente noi donne ci divertiamo a lavorare. Io non posso dirvi che mi manco, anch'io la mia famiglia, e la condivisione più bella è farlo, nel mio caso con mio marito, e in azienda dare il massimo supporto al poter anche dare un welfare per chi lavora. Ecco, è una scommessa che si fa insieme. Quindi è un passo, lo dico, in avanti e non indietro, né dell'uomo né della donna, ma insieme.
perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro, lo vedo nei progetti come nella vita, insomma, per cui siamo di fronte a situazioni che ci hanno fatto male, ci fanno ancora male, ma dobbiamo, come dicevi prima, dobbiamo avere coraggio, andare avanti, non scoraggiarci, perché sicuramente possiamo migliorare. Insomma, siamo in un Occidente che vive bene, che abbiamo tante possibilità. Non ci sono scuse. No, assolutamente. Ma dico sempre, anche dal punto di vista tecnico, diciamo che non ci sono scuse sui temi ambientali e climatici, perché l'ha detto prima, il PNRR ci ha veramente inondato. Il tema che dobbiamo usarli bene questi soldi, e questi progetti hanno un obiettivo, perché ricordatevi che il PNRR è stato fatto perché venivamo dal Covid e quindi eravamo di fronte a una crisi economica e il PNRR deve rispondere a riprendere il PIL nel nostro paese, ma doveva rispondere anche alla sfida climatica. Queste erano le due sfide per cui è stato fatto il PNRR. Nella sfida economica hanno inserite anche il gender e la diversity, perché vincono i progetti che danno un maggiore PIL ma una maggior potenzialità nel lavoro, quindi permettono assunzioni sia maschi che femmine, che devono imparare a lavorare insieme. Non è facile, Io che l'ho vissuta da 30 anni a questa parte, a lavorare solo con i maschi e poi ad avere i team femminili e maschili integrati, è un percorso, ma è bellissimo, per chi ci ascolta è bellissimo. E quindi il PNRR, diciamo, che premia l'aumento di lavoro sia tra maschi e femmine, e poi aumenta il progetto il valore se va a ridurre l'impronta climatica e quindi ha migliori performance ambientali, ed è stato fatto per questo. Quindi è una grande sfida, noi che ce ne occupiamo per lavoro, per fare bene anche qui nei nostri territori, per usare questi fondi per un bene, e il bene finale, il progetto, non è solo il progetto ambientale, è prendersi cura dei territori, dare lavoro perché il lavoro è dignità, dare welfare perché vivere insieme bene ci permette di continuare a poter vivere in pace e in un territorio che ci permette di poter gestire l'acqua, che è il problema di Venezia, e di poter gestire dei problemi di esondazione o estremamente di siccità che ci stanno preoccupando molto. Quindi è una sfida che ci prende tutti, e guai se ci isoliamo, guai, perché è inutile che ci isoliamo, però poi i soldi del PNRR ci fanno bene, e sono 250 miliardi sulla gobba dei nostri figli, perché il debito è il debito che noi abbiamo chiesto all'Europa, e siamo il primo paese sul PNRR come fondi che abbiamo preso, e quindi c'è una grande responsabilità su di loro e su questo presente, e quindi diciamo che ci dobbiamo rimboccare le mani proprio per rimanere uniti, e perché diciamo che il progetto che ci aspetta è un progetto sfidante di pace, e la pace su tutti i livelli politici e tecnici i quali ci troviamo ogni giorno a discutere, insomma, dalla pace della famiglia alla pace nel lavoro, alla pace nelle scelte climatiche e alla pace in tutti i settori. Penso, già che l'ho letta nel volantino vostro, sia l'ABC per poter continuare a portare valore nei nostri territori. Grazie. Dunque, Gabriella non lo sa, ma ha espresso dei concetti che sono proprio insiti in più Europa, permettetemi di dirlo perché c'è un'assonanza notevole. Partendo in particolare dalla campagna lanciata da Emma Bonino riguardo alla violenza di genere, quando dice che dobbiamo fare questa cosa insieme agli uomini, adesso tocca a voi. Quindi tu non lo sapevi, però invece hai espresso un pensiero che non può essere se non di buon senso comunque. Poi hai parlato anche del tema, spiegandolo bene, di quello che noi chiamiamo in più Europa sostenibilità ambientale, cioè il fatto di prendersi cura dell'ambiente in modo da lasciare ai figli e alle generazioni future un ambiente vivibile.
in questo periodo io dico un ambiente possibile, perché le cose non stanno andando molto bene. C'è un terzo punto che in più Europa lo affermiamo, che è l'equità generazionale. Tu in parte l'hai già espresso, ok? Cioè il tentare di non escludere dalle risorse le generazioni future. Ora, i giovani, tu lavori tanto, lavori con i giovani, perché sia sotto il profilo sei sia docente e sia anche sotto il profilo di imprenditrice, quindi li vedi anche da più ambiti. L'Italia pare essere in questo momento un paese abbastanza respingente, non a caso tanti giovani vanno via dall'Italia e in particolare dal Veneto. Cosa pensi di questo problema e cosa secondo te dovrebbe essere fatto? Il tema dei giovani che io invito sempre anche ai convegni che organizziamo, perché ecco, i giovani tra le altre cose fanno parte delle future generazioni, ma mi ripetono sempre che sono anche il presente, quindi quando dicono guardate che noi siamo il presente, non solo il futuro. E sapete poi che nella Costituzione italiana l'altro anno è successo un grande cambiamento che spero non sia passato in secondo piano, ma l'articolo 941 della Costituzione, fatto dal precedente governo, ha detto che le organizzazioni anche industriali, ma le organizzazioni in generale, devono non produrre danni ambientali per le future generazioni. Quindi il tema dell'ambiente è diventato un tema costituzionale. Ancora io sono in attesa di sentenze eccetera, però è un tema fondamentale per la nostra Costituzione. Quindi i giovani sono parte integrante del nostro vivere. Adesso cosa succede? Che noi, per dirvi, anche nella nostra attività facciamo fatica a reclutarli, tra virgolette, uno per i problemi di decrescita che abbiamo, ma due proprio per tenerli nei nostri territori. Per cui Venezia, capitale della sostenibilità, deve fare un grande lavoro di diventare capitale dell'attrattività per i giovani, perché oggi non si sa come, ma Venezia non è attrattiva. Io glielo chiedo, perché preferiscono andare a Berlino? Io ogni tanto ne perdo Berlino, poi per carità, chi è di voi genitore non vede l'ora che il figlio si faccia un master all'estero e magari trovi lavoro all'estero, ma detto questo, noi preferiscono andare in altre metropoli. Ce lo dobbiamo chiedere, dandoci anche una risposta. Adesso è stato lanciato il programma universitario Venezia-Boston, non so se avete letto, dobbiamo arrivare a 60.000 universitari, quindi Venezia ha preso anche questa sfida dell'università, sperando di portare giovani a studiare, più giovani a studiare qui, ma è ovvio che dobbiamo creare una PIL per loro, dalla casa, dall'abitazione, da quello che ci dobbiamo chiedere ricevono da altre città. È possibile che Dubai, dove noi abbiamo uffici, ma io ci posso andare poche volte all'anno perché c'è un caldo impressionante, chi di voi ci è andato? Adesso insomma, perché a dicembre la COP? Perché si respira, altri mesi dell'anno avete 50 gradi, vivete in climatizzazione, però lì la popolazione è aumentata così. Questioni economiche, è da chiedersi, ma vivono lì perché? Cosa c'è? Quindi è aumentato il turismo, è aumentata l'economia. Ecco, sono le grandi sfide che ha Venezia, che ha quest'area che vuole diventare capitale della sostenibilità, ma si trova di fronte a dei muri che sono muri sociali. Cioè noi abbiamo una decrescita felice, ma è una decrescita di natalità, di immigrazione, di presenza nella nostra popolazione, anche di presenza giovanile, e quindi è una grande sfida. Non vi so dare le risposte, anche noi siamo in cammino e stiamo cercando di lavorare anche sulla casa, magari sulla social housing per i giovani che vengono qui, e capire come supportare, oltre che sull'innovazione. Ci sono parecchie start-up, quindi portarli sull'innovazione e su un'area dove si può fare smart working, perché piace lavorare qui. Perché ricordatevi che oggi il giovane non sceglie più il lavoro, almeno quelli che lavorano con noi,
per solo lo stipendio, ma per la possibilità di una qualità di vita. Cioè il lavoro non è il primo obiettivo, il lavoro è parte della propria vita, per cui bisogna anche lavorare sul resto, che è la qualità di vita. Bene, molte grazie. Vuoi che passi a te? Grazie. Allora, intanto ci abbiamo verso la conclusione. Ecco, sostenibilità, ambiente, Europa, tutti temi sfidanti. Approfitto anche di salutare il consigliere Cecilia Tonon che è venuto a trovarci, consigliere comunale di Venezia, benvenuta, è arrivata sul finale. Ultime due domande che vorrei fare ai nostri amici federalisti. Comincio adesso di nuovo da Nicolò Gozzao. Ambiente e futuro dell'Europa, il futuro è vostro, siete voi i giovani federalisti che saprete un domani prendere in mano le redini dell'Europa. In questi giorni c'è la COP28, la COP che si tiene nei paesi arabi, il presidente è un petroliere, quindi tutta una serie di chiaroscuri pazzeschi. Ma voi come potete integrare l'esigenza dell'ambiente per riportarlo nell'ordine diciamo contro questo riscaldamento che c'è eccessivo della terra, e però siete giovani voi, dovete non solo pagare il debito, come diceva la nostra collega Gabriella, il debito di questo debito enorme che stiamo assumendo adesso per pagare con Next Generation tutti gli investimenti possibili anche in campo ambientale. Come potete coniugare voi giovani federalisti l'esigenza di interfacciarvi con la politica, di pagare il debito e di preservare l'ambiente? Avete un'idea? Allora, diciamo dal punto di vista delle proposte federaliste chiaramente non c'è una proposta strettamente in ambito ambientale o capire come superare le contraddizioni, o meglio, riparto da quello che diceva la professoressa Chiellini. Tanto accenno a Venezia, prima mi veniva in mente mentre parlava Giorgio, qui a Venezia in ottobre del 1946 si tenne il primo congresso del movimento federalista europeo, quindi diciamo da questo punto di vista è una terra sacra, quindi richiamiamo anche un po' di sano campanilismo. Poi 78 anni dopo. Riprendendo sempre quello che diceva la professoressa, il federalismo, parto un attimo da distante e poi arrivo a risponderti velocemente, però sono due appunti che mi sono tirato giù. Cioè il federalismo, a me, se io mi ricordo, lo ascoltai 10 anni fa, forse prima ancora di conoscere il movimento federalista, Cacciari che una volta parlò del fedus, del problema del fedus, quindi quella questione del patto, del patto tra le persone. E questo è fondamentale per andare avanti senza patto, senza accordo, ma ci vuole un tipo di accordo specifico. Cioè, se il problema è l'immobilismo, quindi l'incapacità di agire, e torniamo ancora alla questione del coraggio, quindi di andare oltre i problemi, mettersi di fronte ma affrontarli, prendere una decisione, scegliere, questo è possibile farlo solamente, parliamo a livello europeo, se hai delle istituzioni che te lo permettono. Se queste non le hai, vedi il problema del veto, non vai avanti, c'è l'immobilismo, e allora non vai né da una parte né dall'altra. Vincessero i sovranisti, facessero quello che vogliono, benissimo, prego. Ma ormai sappiamo benissimo che anche loro... Il resto del mondo va avanti, no? Il resto del mondo... Tu hai fatto una scelta, ti prendi le responsabilità, anche qui parola che ai noi poi non trova mai un riscontro, non ho responsabilità, la capacità di dare risposte. Ecco, anche questo è un altro tema. Per i giovani devi porre delle condizioni, le condizioni che ti permettano di vivere, che non sono assolutamente solamente una questione economica, no? Non è la politica del PIL. Torniamo alla questione della capacità di decidere, quindi di agire, quindi di dare una svegliata alle persone, perché se il Censis ci dice che gli italiani ormai sono dei sonnambuli, e forse non riguarda solamente gli italiani, è perché c'è una totale mancanza non solo di dinamicità, ma questa mancanza di dinamicità che non è solamente la produttività, la creatività, queste cose qui, ma è proprio una cosa costitutiva della società. È chiaro che si spostano in altre metropoli che danno una possibilità migliore di anzitutto trovare anche una propria identità individuale, che va ben oltre chiaramente quella dello Stato-Nazione, perché se si parla con tutti i coetanei che vanno all'estero e che girano tranquillamente con quella bellissima opera che è l'Erasmus, non è che dicono
Dio, patria e famiglia, l'Italia, io sono italiano ma allo stesso pari sono europeo, sono cittadino del mondo, non ho bisogno di questa definizione, cerco altro, noi non siamo capaci di dare questo altro. Allora, chiudendo, arrivando alla questione ambientale, come si concilia? Si concilia riuscendo a creare delle istituzioni, vedi una trasformazione, una sublimazione di quella che ora è l'ONU, che vediamo che non basta, benché abbia avuto e abbia tuttora, vediamo anche soprattutto nel conflitto, esattamente, ma c'è comunque uno squilibrio politico che non è sostenibile, creare delle istituzioni che permettano di decidere. Decidete, fate una scelta, ma decidete, andate in una direzione, ascoltate che sì, l'ambiente è la questione più trasversale che esista, perché se vogliamo è ancora più cogente, è ancora più urgente rispetto alle riforme che noi proponiamo in ambito europeo, perché ci tocca direttamente la nostra esistenza, ed è forse questo che ci deve ancora più muovere verso la direzione federalista. Se si vuole un'altra direzione, benissimo, basta che ci si dia una mossa. Tutto qua. Grazie. Allora, la lascio chiosare, ho visto che ha preso un po' di appunti e le lascio dire le ultime cose, però una domanda molto semplice gliela faccio: ma lei è ottimista per il futuro di questa Europa? Dipende, insomma. Primo, Spinelli una volta disse: io vado alle gare da fantino che vuole vincere, non da chi osserva le corse di cavalli. Cioè, il termine ottimista, pessimista è al di fuori persino della mia logica, insomma, io non sono abituato a ragionare in queste logiche. Oggi ci troviamo in un periodo, questa volta sì mi prendo qualche minuto in più perché mi ha fatto una domanda anche, insomma, noi stiamo vivendo quella che è una guerra costituente per un nuovo ordine mondiale. Le guerre costituenti sono qualcosa di terribile. Nella storia dell'Occidente sono state due: la guerra dei 30 anni del XVII secolo, 1618-1648, e poi l'altra grande guerra dei 30 anni che va dal 1914 al 1945, con tutto quello che c'è dentro lì. La rivoluzione russa non sarebbe accaduta se non fosse stata la prima guerra mondiale, probabilmente nemmeno il fascismo. Questo sconvolgimento col passaggio dall'ordine europeo all'ordine mondiale degli stati. Nelle guerre costituenti bisogna avere ben presente, per movimento rivoluzionario, io adopero volutamente questa affermazione, anche se non si dà, il termine rivoluzionario ci dà l'idea, oggi sbagliatissima, che la rivoluzione deve essere qualcosa di violento, eccetera, ma parliamo di rivoluzione industriale, rivoluzione scientifica, eccetera, rivoluzione dei costumi, rivoluzione femminile, eccetera, quindi non bisogna assolutamente attribuire caratteri di questo tipo. Nelle guerre costituenti è difficile riuscire a individuare all'inizio, noi siamo all'inizio di questo, quale sarà lo svolgimento e quale sarà l'esito finale. La guerra dei 30 anni del XVII secolo è una guerra tra i cattolici, si chiama ricattolicizzazione, e i protestanti. All'inizio non viene formulato il vero problema che stava sotto. Lo Stato deve essere uno Stato confessionale e uno Stato laico. Quella è la vera grande battaglia. Alla fine, con Westfalia, si mette fine alla guerra di religione, si esercisce la sovranità degli stati, ancora oggi lo chiamiamo l'ordine westfaliano, e vince la laicità degli stati, non ci sono più guerre di religione. Chi sono i federali? Chi erano allora i rivoluzionari? Era quel gruppo, si chiamavano i politichi in Francia, che dicono: di fronte ai cattolici, la guerra dei tre ricchi, di fronte ai cattolici e ai protestanti, gli ugonotti che si ammazzano, bisogna che a un certo momento arriviamo a uno Stato che non è né cattolico né ugonotto, no? E a un certo momento mette fine alle guerre tra i cittadini che provocano notte di San Bartolomeo, trascinati giù, eccetera. Noi siamo in politica oggi, perché oggi cosa vediamo? Oggi si combattono due logiche: la logica federale, che è la logica oggi dell'Unione Europea, perché gli Stati Uniti hanno saputo integrare, insomma, sono passati da 13 colonie diventate stati a 50, però non sono andati a integrare a sud, si sono fermati a Rio Grande, e la capacità di integrazione rispetto alle altre Americhe, quella centrale e quella meridionale, non c'è. Oggi si vuole costruire di muri. Noi siamo stati capaci di integrare, no? E dare la democrazia, lo Stato di diritto, il benessere anche, no? Prima a tre potenze che potremmo dire tre stati, no? Grosso modo
autoritari di destra, la Spagna, il Portogallo e la Grecia, poi è il mondo comunista, ex-comunista, è senza colpo ferire. Ce lo dice un americano, Jerry Merizzi, che il sogno europeo è stato qualcosa di straordinario. Abbiamo dovuto fare il sogno del Medio Oriente, no, noi abbiamo fatto questo, abbiamo creato. E non è un caso che in altre parti del mondo si guardi l'Europa come modello nel Mercosur, eccetera. No, bisogna evitare che oggi si parli di monete addirittura dei paesi del Golfo, no? Hanno chiesto la consulenza alla Banca Centrale Europea per questo. Allora oggi noi ci troviamo di fronte a due logiche, la logica imperiale e la logica federale. La logica imperiale è quella di Putin, è quella di Xi Jinping, è quella logica neo-ottomana. C'è una logica in quella follia, ho scritto un articolo e l'ho mandato oggi, se poi siete interessati, no? C'è una logica in quella follia, come c'era una logica nella follia di Hitler, E Einaudi diceva bene, il tentativo di unire l'Europa con la spada di Satana, chiaro? Cioè gli stati nazionali erano obsoleti, superati. Guglielmo II aveva parlato addirittura di Stati Uniti d'Europa sotto l'egemonia tedesca, quelli dall'oro di ferro con l'euro chiodato, capite bene, no? Quello che noi non volevamo, e per questo noi siamo nati nella Resistenza. Unire l'Europa sì, ma con quel vestito di Dio, per dire di nuovo con De Gasperi, non con la spada di Satana, no? Oggi abbiamo di fronte queste cose. La logica imperiale sembra una logica vincente oggi, no? Quello che ha detto Lavrov, no? Finita la democrazia, l'Occidente, 500 anni, insomma, stiamo vincendo noi, no? Stiamo vincendo noi. Come sembrava vincente al tempo di Riogolodi e di Cattolici, naturalmente le varie religioni sembravano vincenti, o prevalgono gli uni o prevalgono gli altri. In momenti come questo bisogna avere la chiarezza. Io parlo ogni anno a 3.500-4.000 studenti in tutte le scuole superiori del Veneto, facciamo anche un concorso per i ragazzi delle superiori, no? Bisogna avere la chiaroveggenza di indicare un percorso, dei valori, come è stato detto bene in molti di questi interventi, e anche il cammino per riuscire a incarnare i valori nella realtà. Che la politica è questo. La politica è trasformare i valori in istituzioni, altrimenti diventa testimonianza. E allora, bene Papa Francesco, bene Madre Teresa di Calcutta, bene San Francesco, tutto che volete voi. Ma la politica, se fa politica, vuol dire incarnare i valori in istituzioni. Un liberale vuole trasformare lo Stato, cos'è? Potere che controlla il potere, John Locke. Un democratico lo vuole, una testa, un voto. Un socialista cos'è che vuole? No, welfare state. Non esiste politica se non si creano istituzioni adeguate a... La pace, è tornato lei, professoressa Chiellino, no, ha parlato della pace. Noi non siamo pacifisti. Noi non siamo pacifisti nel modo generico in cui ci dice che sia pacifisti. Noi siamo pacificatori. Cioè vogliamo dire eliminiamo gli eserciti. Eliminiamo gli eserciti a livello europeo, a livello mondiale. Per la pace perpetua di Immanuel Kant del 1795. Quello è l'unico modo vero di creare la pace, no? In passato è stato detto da Shimon Peres, no? Se francesi e tedeschi dopo 80 anni terribili di guerra, 3 terribili guerre, no? Sono riusciti, perché tra noi palestinesi e gli ebrei non è possibile fare una cosa di questo tipo? E lo sappiamo tutti perché non è possibile. Perché oggi lì occorre un intervento esterno. Se noi pensiamo che palestinesi e ebrei insieme, scusate, e israeliani, ho sbagliato io, ho sbagliato, vi chiedo scusa, facciano la pace, non ci arriveranno mai, chiaro? Occorre un intervento esterno. Non a caso non dimenticate che nel processo di integrazione europea c'è una spinta esogena che è il piano Marshall del 47, quando gli americani dicono non vogliamo che voi europei usate i nostri fondi per rifarvi una guerra per la terza volta, dobbiamo intervenire, no? Vi costringiamo a eliminarci le rocce, eccetera, eccetera, no? Quindi questo è il grande ruolo anticipatore dell'Europa a livello mondiale, ma, e torniamo ai temi che abbiamo cercato di affrontare questa sera anche con l'aiuto dell'onorevole Della Vedova, è chiaro che l'Europa può diventare un esempio del mondo, lo è già se completa la sua unificazione. Ed ecco quindi che si dica insieme la riforma dei trattati, e bisogna avere il coraggio di dire, io lo dico poi insomma, la gente in 44 anni di militanza, passare per scemo non è nemmeno una cosa che mi interessa molto andare, no? Anche perché ci pensate quanti cadaveri, io ho visto passare tanti cadaveri nella storia, il cadavere di De Gaulle, il cadavere della Thatcher, il cadavere del Farage che ha detto la Brexit è fallita. Farage ha detto la Brexit è fallita, chiaro, capite? C'è da festeggiare la prima bottiglia del 18 di San Paolo Veronesi quando il protagonista dice è fallita, che quello voi lo ricorderete, che dissi a Verona è stato un convegno tra 4 università tedesche, Nando School, King's College, eccetera, l'Oxford, no? E 4 università italiane. Io disse
L'unica sovranità che voi recuperete, sapete quale sarà? Di chi diventerete satelliti. Potreste decidere a quale padrone vendervi. L'unica scelta che voi avrete, ed è quello che sta avvenendo, no? Adesso con Starmer succederà ancora. È del tutto evidente, no? Che un paese che si illude, un pazzoide come Boris Johnson che dice, no? Obama odia l'impero britannico, ma dov'è oggi l'impero britannico? Ma guardati in faccia, no? L'impero britannico è finito, ragazzo mio, no? Allora, dicevo, oggi occorre dire naturalmente ai giovani avere il coraggio di indicare qual è la strada e quali sono gli strumenti, perché anche lì in politica è immorale in politica indicare dei fini senza indicare i mezzi per raggiungere quei fini. E ricordo, lo dedico soprattutto ai giovani, io l'ho imparato quando avevo la vostra età e l'ho regalato ai miei figli questo, no? Lagrange l'amava molto anche Spinelli, la conclusione di Politik al Beruf di Max Weber, no? La politica è un lento e tenace superamento di dure difficoltà, da attuarsi con passione e discernimento al tempo stesso. È perfettamente vero, dimostrato da tutta l'esperienza storica, che il possibile non verrebbe mai realizzato se non si tentasse sempre l'impossibile. Perché per sapere che cos'è possibile bisogna tentare sempre l'impossibile, altrimenti non si sa. Ma chi si aggiunge un compito di tal fatta deve essere un capo, ed anche nel senso più sobrio della parola un eroe. Ed anche chi non sia né l'uno né l'altro deve forgiarsi una tempra d'animo per cui di fronte alle più cocenti sconfitte sia sempre disposto a dire non importa, ricominciamo. Grande. Si conclude l'autobiografia di Spinelli, Spinelli parla delle sconfitte della sua vita e le numere, dice sono state tutte sconfitte, ma non importa, ricominciamo e alla fine vinceremo noi. Grazie. Grazie a Giorgio Anselmi, grazie a Nicola Bozzauto, grazie a Gabriella Chiellino, a Silviana Lin, grazie anche presenti in sala a Annalisa Lin e Giorgio Casetto di Più Europa che vengono dalla direzione nazionale e regionale, grazie al consigliere Cecilia Tonone, a Michele Scibelli che ha introdotto e finisce così, ma direi che dalle ultime parole PNRR e piano Marshall, perché è un po' un piano Marshall, per il PNRR potrebbe essere un tema di un prossimo convegno, chissà, ne riparleremo. Grazie a tutti e buonasera. Prima di andare via